settore. Più test di controllo della positività del coronavirus anche per strada. A Campione la Regione annuncia un aumento dei cosiddetti tamponi. Le mascherine potrebbero essere prodotte in Veneto. Contagi in Veneto verso quota 2000, l'incremento più significativo nel Padovano dove hanno superato i 500, ma il dato positivo arriva da Vo, dove da ieri non si registrano più nuovi casi. Nell'ULS 2 di Treviso continuano i decessi, ma ci sono anche le prime guarigioni allestiti al Cafoncello, 7 nuovi posti in terapia intensiva organizzate videochiamate tra pazienti in reparto e familiari. Nel Bellunese l'appello del questore Predella, attenzione a truffe e raggiri messi in atto da malviventi senza scrupoli che approfittano delle persone più fragili. La buona notizia arriva dal mare, il 28enne di Vigonza, Luca Tacchetto, e la fidanzata Edith Blaze, rapiti nel 2018 in Burkina Faso, sono finalmente liberi. La musica cantata e suonata dai balconi delle case diventa la colonna sonora di questi giorni di isolamento. Su lenzuole e cartelloni fioriscono gli arcobaleno di incoraggiamento. Mandateci le vostre foto, i vostri video per dire a tutti che andrà tutto bene. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura ormai il consueto aggiornamento sui casi di coronavirus in Veneto. Siamo a quota 1994, il bollettino ufficiale è stato diramato pochi minuti fa dall'azienda Zero e dalla regione del Veneto. 1994, quindi 57 casi in più rispetto al bollettino ufficiale di questa mattina. Come vedete Vicenza è la provincia che ha avuto il maggiore aumento con ben 56 nuovi casi in 12 ore di fatto. Seguono Treviso 16 casi, Venezia 14, Padova 9 nuovi casi, Verona 6, Rovigo e Belluno fortunatamente nessun nuovo caso. 5 invece i decessi. 5 i decessi, come vedete anche dalla nostra grafica, 2 a Verona, negli ospedali del Veronese, 1 a Treviso, alla Cafoncello, 1 all'ospedale, sempre nel trevigiano di Montebelluna, 1 nel Padovano a Cittadella. Quindi questa è la contabilità dell'emergenza. E a fare il punto ci aiuterà alle 19:30 in studio il governatore del Veneto Luca Zaia. Luca Zaia che questa mattina ha annunciato più controlli per quanto concerne il coronavirus e l'effettuazione di maggiori tamponi. Presto non sono escluse nemmeno novità anche sulla fornitura di mascherine che potrebbero essere prodotte in Veneto, ma sentiamo Zaia. Avviso già ai cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, ce li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Più positivi si trovano, più se ne isolano e meno si diffonde il virus. Per questo la Regione Veneto intende aumentare l'uso dei tamponi per rilevare la presenza del coronavirus. Con 4.817 test per milione di abitanti, il Veneto è già in proporzione la prima comunità al mondo per numero di tamponi e non intende fermarsi. Importanti novità sono poi in vista per quanto riguarda le mascherine protettive, difficili da trovare, che in questo momento la Regione è costretta a cercare dal Sudafrica alla Cina all'America Latina. Ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. Perché questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Il coronavirus non si sposta da solo, cammina con le persone. Per questo si continuerà ad uscire di casa solo in caso di necessità e ad evitare qualsiasi assembramento. Una strategia che ha bisogno della collaborazione di tutti e che starebbe già iniziando a dare risultati. Se i veneti continuano così, forse riusciremo fra 3 o 4 giorni a avere dei dati che ci possano anche cominciare a dire se c'è una timida luce in fondo al tunnel. Però è fondamentale non abbassare la guardia.
Questo è in assoluto fondamentale, restare in casa, non uscire se non per motivi indifferibili, come dice il decreto. Ecco, quindi la Regione effettuerà più controlli per isolare i positivi al coronavirus. Nel frattempo continua l'attività di supporto della Protezione Civile nei confronti degli ospedali del Veneto. Il punto nelle parole degli assessori Lanzarin e Bottaccin. Stiamo ragionando anche su categorie specifiche di persone e quindi quelle che possono essere più esposte, più a contatto con la popolazione, sempre nell'ottica di contenere e di creare questa cortina di protezione rispetto alla diffusione del virus. La Regione allarga lo spettro dell'esecuzione dei tamponi per isolare anche i positivi asintomatici. Sono stati tra l'altro inviati ai sindaci i nominativi dei positivi al coronavirus del loro comune, in modo da poter intensificare la sorveglianza attiva. Ma soprattutto tanti controlli e tutti i contatti individuati dovranno essere posti in isolamento domiciliare fiduciario se sintomatici o in quarantena se asintomatici. Non solo più ai contatti diretti ma anche agli contatti occasionali. Questo perché abbiamo visto anche dal progetto che è stato fatto a Vo, quindi il secondo giro di tamponi, che sono stati trovati 8 persone positive asintomatiche che quindi non sapevano di essere positive ma continuavano a girare. Quindi isolare queste persone e poi una volta trovate metterle in isolamento fiduciario a casa permette di contenere il contagio. Nel frattempo prosegue anche l'attività della Protezione Civile regionale del Veneto. In questo momento abbiamo 187 squadre, quindi centinaia di volontari che sono sparsi sul territorio, che stanno operando su diversi fronti, dall'informazione alla popolazione, al trasporto di materiale sanitario ma non solo. Abbiamo montato già 88 tende presso le principali strutture ospedaliere, ne abbiamo altre oltre 55 mi pare, ma ne abbiamo recuperate anche altre 40 che sono in viaggio, stanno arrivando a Padova. Ma in tutto questo c'è finalmente una buona notizia che arriva dal Burkina Faso, perché sono scappati dalla prigionia Luca Tacchetto e la fidanzata e Festa a Vigonza. Vediamo. Luca Tacchetto ha una barba dalla foggia molto islamica, la sua fidanzata Edith Blé porta i capelli con le extension, ma quel che conta è che stanno bene, liberi e anche sereni, ora che sono all'interno della missione delle Nazioni Unite MINUSMA nello stato del Mali, Africa occidentale. Emoziona rivederli vivi e in buone condizioni in un luogo protetto. Luca e Edith erano stati rapiti nel dicembre 2018 in Burkina Faso. Stavano andando in Mali in auto provenienti da Vigonza, comune della cintura urbana di Padova, del quale il padre di Luca Tacchetto fu sindaco dal 2007 al 2017. A Vigonza la gioia è immensa, ma non si può manifestare all'esterno. Però alle 15:30 tutte le campane delle 7 frazioni hanno suonato a festa, in un grande momento di gioia, di festeggiamento virtuale naturalmente, attraverso le campane, che spero si siano uniti tutti quanti i cittadini di Vigonza all'interno delle proprie case. Mentre la famiglia Tacchetto è inavvicinabile, è un grande sollievo per tutti i vigontini e non solo sapere di poter riabbracciare prossimamente il 28enne Luca, architetto, che era diretto in Mali con Edith per la realizzazione di un centro sanitario per disabili. La notizia del loro ritorno a casa è una luce in questo fosco periodo di brutte notizie. Quindi io dico e cerco di lanciare attraverso Luca può costituire una nostra speranza. Questa sera alle ore 8 su tutti i balconi di tutta Vigonza, di tutto il Veneto, ma di tutta quanta l'Italia, accendiamo una candela e diamo un segno tangibile che siamo tutti insieme. Luca costituisce la nostra speranza per uscire da questo momento difficile. Questo è l'appello del sindaco di Vigonza, però purtroppo in questi giorni di emergenza ci sono tanti furbetti, a volte veri e propri delinquenti. L'appello del questore di Belluno, Fredella. Chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta. L'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale
e loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la Questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essere vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi, della quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto per comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, rigore ma con umanità, li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce. Controlli a tappeto anche sull'altopiano di Asiago. La neve non ferma i controlli anche sull'altopiano di Asiago. In queste ore la polizia locale con la protezione civile sono impegnate a verificare che vengano rispettate le prescrizioni del decreto del governo e in particolare, come in altre località montane, i controlli sono estesi all'eventuale riapertura delle seconde case, come ci spiegano i primi cittadini di Roana e di Gaglio. Siamo all'ingresso dell'altopiano di Asiago, sotto la neve, assieme alle forze dell'ordine che stanno facendo i posti di blocco alla protezione civile. Un grazie di cuore da parte di tutti i sindaci dell'altopiano per il servizio che stanno facendo, un servizio importante di controllo, di stretto controllo come abbiamo imposto noi sindaci. C'è la necessità che ci sia una grossa risposta da parte di tutto il territorio e per questo ringrazio anche tutti i cittadini del comune e dei comuni che si stanno impegnando al massimo. Grazie anche a tutto il personale ospedaliero, medici, infermieri e tutte le persone che sono impegnate in prima linea. Grazie di cuore. Mi associo anch'io al collega sindaco di Roana per ringraziare tutti coloro che si sono attivati e che sono già attivati in questo momento. Io vorrei riprendere invece il discorso delle seconde case dei turisti. State a casa, rimanete a casa vostra, nella vostra residenza. Da oggi pomeriggio scattano anche i controlli perentori casa per casa per chi ha scelto di salire sull'altopiano in maniera furba per cercare in qualche modo di farsi gli affari suoi. Quindi colpiremo e andremo a cercare uno per uno. Restate a casa, rispettate l'altopiano perché anche il nostro ospedale è un ospedale tarato su questa cittadinanza e non può e non potrà assorbire ulteriori malati oltre la nostra cittadinanza. Quindi pensate anche a questo prima di salire o prima di andarvene. Se ami la montagna, resta a casa. Resta a casa. Questo è l'appello dall'altopiano dei 7 comuni. L'emergenza sanitaria, controlli a tappeto, c'è poi l'emergenza economica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. A fare il punto dopo la firma del protocollo tra governo e categorie è il sottosegretario all'economia Baretta. Vediamo. Sicurezza e misure per il contenimento del coronavirus nei luoghi di lavoro, raggiunta nella notte l'intesa tra governo, sindacati ed imprese, 13 punti del protocollo nel quale vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi, concordata la riduzione delle attività produttive. La possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali e alla produzione essenziale. Anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie essenzialità per il bene comune e la collettività. Per chi deve lavorare al fine di garantire i servizi essenziali, oltre a sanitari e forze dell'ordine, le aziende dell'agroalimentare, farmaceutico, mobilità, informazione, previsto l'obbligo di presidi sanitari e norme igieniche tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Queste tre normative
l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione, diciamo, dei servizi essenziali. Per i lavoratori a casa è previsto il ricorso alla cassa integrazione, a tutti gli ammortizzatori sociali e laddove possibile lo smart working, ammortizzatori che verranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ad aziende al di sotto dei 5 dipendenti. Per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccolissime aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali. Queste le rassicurazioni del governo, ci sono tante categorie in crisi, tra queste quelle dei benzinai. E il nostro reportage da Venezia. Il lavoro è calato soprattutto da ieri pomeriggio, è andato quasi a zero. C'è poca gente in giro, quei pochi che ci sono un po' preoccupati. Buongiorno, 20. Yes. E poi? L'altra ho visto che eri un po' titubante. La situazione è critica, non c'è lavoro, siamo qua perché comunque abbiamo degli impegni e dobbiamo dare un servizio. Due gestori diversi per altrettanti e differenti distributori di carburante, Marghera, via Fratelli Bandiera. Per i due benzinai che continuano a tenere aperto, altrettanti hanno invece già chiuso, anche se temporaneamente, uniti dalla stessa storia. La gente non può muoversi se non per comprovate necessità. Ecco che se l'uno resiste perché fornito di GPL... Qualcosa c'è, qualcuno che magari va al lavoro, si ferma, non è zero, però siamo proprio ai minimi storici. L'altro sa già che sarà costretto a chiudere se le vicine aziende lo anticiperanno, vista soprattutto la stretta dei voli del traffico aereo. Con la speranza che lunedì ci sia un po' di movimento, perché non arrivano e non partono nessun tipo di aeroplano, perciò è inutile. Lei tiene aperto qui, però diceva la gente viene per 5, 10, 20 euro di benzina. Fanno il minimo indispensabile, comunque hanno già fatto ieri e l'altro ieri il pieno e oggi ci sono quelli che vengono a fare gli arrotondamenti, 10 euro e 5 euro, tanto i motorini, ecco queste cose qua, niente di più. Vediamo da Padova invece la situazione nel settore florovivaistico. Il florovivaismo padovano e veneto continua a lavorare per seguire il ciclo naturale delle piante e dei fiori, ma il suo mercato è fermo. Fiori e piante che sono state consegnate prima del decreto del governo non sono state pagate e ora non si può consegnare per la vendita più niente. Stiamo subendo un calo, anzi un annullamento degli ordini dei prodotti. Alcuni dei nostri prodotti dei piante sono fermi alla frontiera. I garden, che sono i nostri maggiori interlocutori che vendono i nostri prodotti, sono chiusi. Alcune delle manifestazioni più importanti e delle fiere più importanti sono state annullate, quindi per noi è un momento davvero tanto difficile. Le associazioni di categoria Flor Veneto e Floro Vivaisti Veneti hanno scritto all'assessore regionale Giuseppe Pan, esprimendo la loro preoccupazione per una situazione che paradossalmente è molto critica proprio a primavera appena iniziata. Le vendite che abbiamo fatto a gennaio-febbraio si protrarranno più avanti, quindi di conseguenza anche i pagamenti verranno slittati, quindi con conseguenze negative. Inoltre devo dire che ci sono delle aziende, sono le aziende ortofloricole, che hanno dei prodotti con cicli produttivi molto brevi di 2-3 settimane, piantine da orto ma anche fiori stagionali diciamo, e che in questo momento le serre sono piene di questi fiori, dovrebbero essere venduti in questo periodo. Se non vengono venduti nel giro di qualche settimana, questi produttori dovranno buttare via tutto. Torniamo a Treviso per fare il punto con il direttore generale Benazzi che parla delle prime guarigioni. Una cosa positiva, abbiamo complessivamente 18 dimessi, cioè 18 persone che tornano a casa, alle loro famiglie guariti, e questa è una cosa positiva.
Poi abbiamo 2 decessi, purtroppo non collegati alla geriatria, sono 2 persone che arrivano dal territorio, quindi non conosciute ovviamente dall'ospedale, che sono entrati in situazioni critiche. È stato fatto il tampone e presentavano appunto una polmonite e sono stati messi in malattie infettive e purtroppo dopo un paio di giorni, 3-4 giorni, avevano avuto questa complicanza e c'è stato il decesso. Con questi 2 nuovi casi ad oggi salgono a 27 i deceduti per complicanze accentuate dal coronavirus negli ospedali della Marca. Una battaglia continua per sostenere chi già sta lottando con altre malattie e oggi si trova aggredito da questo virus che si annida nei polmoni fino a togliere il respiro. Per questo servono più letti nelle terapie intensive. Noi abbiamo ovviamente seguito le disposizioni della Regione Veneto e abbiamo attrezzato, e devo ringraziare tutti gli operatori perché nel giro di neanche di una giornata sono riusciti ad approntare all'interno delle sale preparatorie della chirurgia, della terza chirurgia, 7 posti letti nuovi di terapia intensiva, per cui noi siamo pronti, speriamo non servano, ma in ogni caso per ogni evenienza abbiamo i posti in terapia intensiva. Una lotta continua contro il tempo per il picco del contagio in Veneto previsto per la fine del mese di marzo. A oggi come siamo in terapia intensiva a posti occupati e posti liberi? Abbiamo 13 persone in terapia intensiva e i 7 posti ancora liberi appunto per future evenienze. Tecnologie per combattere la malattia, ma anche tecnologie per dare un po' di conforto a chi si trova in isolamento. Ecco le foto del reparto con il personale medico che permette ai pazienti di poter vedere le persone care utilizzando le videochiamate. 3 i telefoni messi a disposizione dall'ULSS 2 che hanno permesso a tanti anziani di poter vedere e parlare con figli e nipoti. Come cambiano le abitudini dei cittadini lo abbiamo chiesto ad alcuni residenti di Vicenza. Come vive questa quarantena? Da un po' di ansia. Ma come sei organizzata? Ma io vivo da sola e cerco di fare 4 passi. Io non mi faccio grandi problemi, mi dispiace per una situazione incredibile, surreale, che dire. Sei organizzato in qualche modo? Certo, resto a casa. Come sei organizzata? Vado a fare la spesa, poi torno a casa e siccome sono un'insegnante preparo le mie lezioni, insegno ai ragazzi dal computer, basta. Un bel disagio proprio, comunque il pane sono riuscito a prenderlo e quindi ho soddisfatto un'esigenza di famiglia perché mi era stato ordinato. Non eravamo certo preparati che fosse una cosa così grave. Io so che mi avete intervistato, non so se siete stati voi, ma comunque all'inizio 2 o 3 settimane fa, quando era solo in Cina e che io ho fatto anche un po' la gradassa, ho detto ma insomma non si può mica nascondersi sotto una campana di vetro, e invece cara mia eccoci qua. Come sei organizzata per la vita di tutti i giorni? Beh, più che altro io vivo da sola, devo uscire magari solo per prendermi il pane o il giornale o qualcosa e sto in centro e sto qua. Per me, penso che anche per le persone di una certa età non sia poi neanche tanto difficile, forse lo è per i giovani magari, che come vivono la cosa come un obbligo, se riuscissero a viverla così come una responsabilità, cosa che invece è appannaggio degli anziani, forse sarebbe diverso. Sì, mi rendo conto che non è una bella situazione, è ovvio, però personalmente a me non... Io sto bene, insomma, ecco. Dopo se vogliamo fare un discorso più generale, eccetera, eccetera, allora... No, io la vivo, cerco di tenermi salda. Speriamo che la rimedino e soprattutto che l'Europa e tutto il mondo capisca che comunque sia non si fa così. Però, che dire, in bocca al lupo a tutti. E a proposito dell'impatto sociale di questa emergenza, il comune di Carmignano sul Brenta ha attivato uno sportello di supporto psicologico. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in Veneto tra le amministrazioni comunali. La musica cantata e suonata dai balconi come terapia diventa la colonna sonora di questi giorni di isolamento. È la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue voci, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.
Dal balcone della sua casa di Milano, il villorbese Tommaso Ebart, oggi direttore di Blomberg Milano, suona e canta per i vicini di casa e così in questi giorni di isolamento forzato è la musica ad unire l'Italia da nord a sud con un unico grande flash mob, dall'inno di Mameli al pop ai canti popolari per rompere il silenzio e dimenticare per qualche istante il dramma dell'epidemia. Dalla vetrina chiusa del negozio trevigiano suona e canta anche Francesca Gallo, unica donna a portare avanti l'arte di costruire a mano le fisarmoniche. Mi ha spinta il silenzio che c'è in questi giorni. È un quartiere dove io ho la bottega e dove vivo, che di solito è molto vivo, gente che va, gente che viene, bambini, anziani, così ci si trova, si chiacchiera, invece adesso c'è proprio il vuoto, il silenzio e quindi mi è piaciuta insomma l'idea di far che sia la musica a rompere questo silenzio e quindi dalla porta della bottega ieri sera ho aderito anch'io al flash mob e ho suonato qualche canzone popolare. Tantissimi dei miei clienti mi hanno girato così delle foto di improvvisati concerti ed è stato bello pensare che almeno in questo siamo tutti uniti da nord a sud. E ora vi presentiamo una nuova iniziativa di Antenna 3 per restare ancora più uniti in questo momento. Sentiamo. È solo una delle tante iniziative per non cedere allo sconforto da contagio. Veneti chiusi in casa che cercano di infondere coraggio pur rimanendo a distanza di sicurezza. E anche questo modo di combattere il coronavirus, mentre ci avviciniamo ai giorni decisivi del contagio, dove l'appello più importante è quello di rimanere a casa. Ma in molti ci avete già indicato un'altra frase altrettanto importante, una frase semplice quanto dolce, che mai come in questi momenti vuole infondere coraggio. Andrà tutto bene. Una frase che vi chiediamo di scrivere, disegnare, cantare, declamare, per poi inviarci le vostre foto, i vostri video da dedicare in particolare a chi è in quarantena volontaria e in genere soprattutto per chi sta trascorrendo in solitudine forzata questo tempo. Aspettiamo i WhatsApp al 351 1755 340 oppure alle mail redazione@antena3.it perché, come ci dicono i piccoli Filippo, Pietro e Margherita, aspettiamo quindi i vostri video, le vostre foto. Tra l'altro proprio in questi secondi è uscita un'agenzia del Premier Giuseppe Conte per far risuonare l'inno tra tutte le strade per rimanere insieme e uniti. Questo l'appello proprio di questi secondi del Premier Conte. Domani intanto Antenna 3 si prepara a trasmettere un doppio appuntamento con delle sante messe sia da Treviso che Venezia. Celebrerò la messa alla Madonna Grande, è un luogo dove ci affidiamo in maniera particolare a Maria, dove sempre i trevigiani si sono affidati in tempi difficili della loro storia alla protezione e all'aiuto e all'intercessione di Maria. Sarà un momento in cui io sarò magari da solo in chiesa, ma sarò assieme a tutta la diocesi per pregare insieme al Signore e per dire che siamo uniti in Lui e con Lui ce la faremo. Sarà una Quaresima difficile, ma per questo ancora più autentica. Se la fede è prima di tutto condivisione, comunità, ai cristiani oggi viene chiesto uno sforzo ancora più grande ed una capacità di adattamento nuova. Così, per chi avrà bisogno di seguire la Santa Messa della domenica, Antenna 3 domani offrirà una doppia celebrazione. Al mattino alle ore 11 dalla Basilica di San Lorenzo, il Duomo di Mestre, con il patriarca Francesco Moraglia. E poi al pomeriggio dalla Chiesa di Madonna Granda di Treviso con la messa officiata da Monsignor Michele Tommasi. La chiesa che per tutti i trevigiani è diventata simbolo della devozione a Maria, particolarmente invocata nei momenti più difficili, in guerra e carestia. E così, 40 giorni che precedono la Santa Pasqua, il sacrificio più grande, quello di rinunciare alla nostra libertà, se lo vorrete, sarà vissuto assieme. Come insegna Monsignor Tommasi, prepararsi insieme a dare qualcosa di sé per celebrare la vita, la risurrezione, la speranza. È la gioia profonda
di annunciare e vivere il Vangelo in questo nostro mondo. Siamo alle battute conclusive, vi mostro nuovamente lo stato dell'arte, la mappa del contagio. Siamo a 1994 casi positivi secondo il bollettino ufficiale della Regione del Veneto, diramato verso le 18:20 in anticipo rispetto agli altri giorni, 57 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina, il bollettino delle 7:30, 5 nuovi decessi, 2 a Verona, 1 a Treviso, 1 a Montebelluna, un altro a Cittadella nel Padovano. A crescere di più in queste ultime 12 ore la provincia di Vicenza con 56 nuovi casi. E a fare il punto della situazione, ad aggiornarci in tempo reale e a illustrarci le nuove iniziative della Regione del Veneto sarà il governatore Luca Zaia, che sarà nostro ospite alle 19:30. È tutto per questa edizione regionale, adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Il fronte perturbato abbandona l'Italia, il tempo dunque torna ad essere stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di domenica 15 marzo. Sul Veneto torna il bel tempo dopo un sabato alquanto piovoso, sarà decisamente più soleggiato dappertutto e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra 11 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile con sole prevalente e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece tra 13 e 15 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.